e questo terremoto di questa mattina è uno dei terremoti classici che avvengono in quella zona lì, quindi non è nessun evento particolare. La dottoressa Carla Barnaba, sismologa all'OGS, tranquillizza. La scossa di terremoto registrata questa mattina, magnitudo fra i 3,7 e i 3,8, quindi meno intensa rispetto a quanto si riteneva nell'immediato, ha avuto il proprio epicentro nella zona di Bovec in Slovenia. È una zona sismica, è una zona che tende a dare terremoti di magnitudo anche rilevante. E la cosa interessante è che storicamente, quindi i terremoti nel passato non si hanno tracce perché la zona è sempre stata una zona marginale, essendo al confine un po' essendo montuosa, poco abitata, quindi i terremoti storici rilevanti non si ha traccia, però da che esiste la rete sismometrica del Friuli Venezia Giulia sono registrati diversi terremoti anche di magnitudo interessante in quell'area là. La dottoressa Barnaba collega in ogni caso l'episodio odierno a quello registrato pochi giorni fa nell'Alto Friuli, ma solo perché le zone interessate sono storicamente sismiche. Sono collegati tra di loro questi terremoti perché tutta la zona pedemontana che va dal Veneto orientale al Friuli e giù lungo il confine appunto con la Slovenia è tutta una zona sismica legata proprio a quel tipo di sismicità dovuta alla convergenza tra la microplatta adriatica e l'Europa e quindi sono tutti collegati a questa, diciamo così, a questa causa di fondo, quindi in questo senso tra di loro sono collegati. Dire che il terremoto di questa mattina è stato causato dal terremoto di lunedì di Forni, dobbiamo escludere questa cosa. La scossa è stata avvertita anche a Trieste, benché la nostra città percepisca maggiormente gli eventi sismici che si verificano in altre zone. La zona interessante per Trieste è tutta la sismicità invece che avviene nella zona del Monte Nevoso, che si trova più a sud-est rispetto a Trieste. Quelle lì sono, diciamo così, le aree sorgenti dove voi triestini percepite molto chiaramente la sismicità. Di recente è stato il terremoto di Zagabria ad essere stato avvertito in modo netto dai triestini. L'intensità era maggiore, 5,3-5,4, ma anche in questo caso ha contato la zona dell'epicentro. Che i terremoti che avvengono lungo, diciamo così, la costa dalmata, quindi anche dalla parte di Zagabria, a Trieste vengono percepiti chiaramente proprio per la conformazione geologica del terreno. No? Se penso ai quartieri triestini sulle rive, che sono stati realizzati sulle vecchie saline, quindi su terreni di bonifica, terreni in scadenza dal punto di vista geotecnico, quindi vecchie paludi, vecchie spiagge bonificate con terreni molto, molto incompetenti, amplificano tantissimo l'effetto del terremoto.